La crisi uccide, soprattutto in Veneto. I dati regionali sul numero di suicidi tra i piccoli imprenditori a partire dall'inizio del 2012 sono a dir poco inquietanti. Dei 23 artigiani che in tutta Italia si sono tolti la vita, strozzati da tasse, burocrazia e soprattutto dalla mancanza di liquidità, 9 di loro, ovvero il 40% del totale, avevano l'attività in Veneto. Un grido d'allarme, un sintomo inequivocabile delle difficoltà che il settore trainante dell'economia del nord-est continua ad attraversare. Noi abbiamo riscontrato un grande senso dell'ingiustizia, questo è l'elemento che emerge in tutte queste tragedie, nel senso che questi piccoli imprenditori appunto si trovano alla banca che non gli dà più il credito, i creditori che non li pagano, la crisi che li sta mettendo in difficoltà, ma spesso sono aziende sane, però non hanno i soldi per tirare avanti, per campare. Non abbiamo scelta, o paghiamo le tasse o paghiamo i dipendenti, è un altro dei leitmotiv dei titolari delle piccole imprese che comunque nel 2011 hanno assorbito il 60% dei giovani neoassunti. L'altro dato allarmante arriva dallo studio della CGA di Mestre che ha rilevato la vita media delle nuove imprese. In Veneto tra il 2004 ed il 2009 quasi il 50% non ha superato i 5 anni di vita. Un appiglio viene fornito dall'Unione degli Avvocati del Triveneto che si dicono pronti a fornire assistenza a condizioni agevolate a quegli imprenditori che si trovano in difficoltà nella gestione dei quadri debitori delle proprie aziende. Creare degli organismi che aiutino il debitore a trovare un accordo con i creditori, rateizzando ovviamente il debitore meritevole di essere aiutato.